Bella raga, tutto il comandone veneziano. Un attimo solo, un attimo solo. Siamo al giro degli Appennini. Oggi ci facciamo il giro degli Appennini e il giro di Toscana. Due obiettivi, scuderia, ciao. Due obiettivi per il Cume. Speriamo di fare bene. Vai. Però non ho visto gli obiettivi miei. He moves on to the attack. There's no real sense to Sinceramente it, anche no. but at least he Mi gets a dispiace, ma mention. non seguo le direttive, mi si incazzeranno, fotte sega. Scusate un attimo ragazzi. Tanto andiamo così. Dai ragazzoli, dai. Ciao, questa è una gara scorbutica, vai in salita, poi vai in discesa, poi risalita e finisce in discesa a pianura. Sarà duretta, dobbiamo restare col gruppone fino alla fine, questo è l'obiettivo. Perché come si dice, se rimaniamo nel gruppo dopo se la possiamo giocare, secondo me, che sei durissima, io ve lo dico ragazzi, sarà molto molto dura. Ora ci facciamo queste due gare perché sono importanti, perché sono obiettivi della squadra e del Cuba. Ok, manca ancora 150 km, siamo ancora all'inizio, dobbiamo stare comunque davanti, che non si sa mai. Dai veneziano, adesso dimostra al mondo che sei un bell'uomo. Lo deve dimostrare il Cumo. Ok, è arrivata la borraccia. Andiamo veloce, siamo ancora all'inizio, quindi qua insomma non rischiamo di fare cagate teoricamente, però oggi voglio portare solo queste due gare perché ripeto hanno la stellina, quindi sono gare importanti. La squadra c'è, il Cume come forma, siamo un più 2 di montagna, non è male, 72, collina 68, so pianura 61 e volata, insomma sarà duretta, discesa 69, carica è molto superiore. Però ci dobbiamo piazzare, cioè sinceramente preferisco piazzarmi che fare questa. Dopo magari se magari faccio il primo giro d'Italia e mi chiedono di vincere la classifica a punti o non so di montagna, ok, però in gare così io devo tentare di vincere, comunque di piazzarmi bene, questo io non ci credo. Non ci voglio credere. Che sfiga, oh. Impressionante la sfiga. Meno male che siamo tornati, ma mi sono stancato e sono anche caduto, ma puttana troia. Non possiamo fare sti errori però. In discesa, inaccettabile. Inaccettabile, speriamo bene. Caduta che non sembra aver portato a problemi grossi. Adesso vediamo che c'è la prima salita importante, tra poco. C'è la prima salita importante, dobbiamo stare molto molto attenti. Non devo perdere dai big. Attenzione. Come rimani qua, rimani qua. Sto stancando un po', ma è l'unico modo per rimanere e già sto perdendo, fioi. Mamma mia che salita dura. Mamma che salita dura. Ok, è finita per fortuna. Sono stati attenti, si è finita, manca poco, però in discesa sono stati attenti perché abbiamo fatto già una caduta che non mi è piaciuta. Non mi è per niente piaciuta sta caduta. Adesso c'è un'altra salitina. Dobbiamo stare assolutamente col peloton. Dai Kuma, dai Kuma. La stanchezza c'è, ma possiamo fare bene. Dai, come deve resistere, cazzo. È stata purtroppo una caduta che non ha portato problemi, però ho un po' paura, sono sincero, perché cadere in bici non è mai positivo. Guarda si fa il selfie, io credo, ciao. Ma le puttanone bionde, ciao. Abbiamo un minuto sui primi due, però insomma penso che eccoli qua ce la facciamo a riprenderli tranquillamente. Mancano 41 km. Possiamo andare leggermente più veloci. Dovremo ottenere ormai. Ti prego, come stai attento in discesa a quella zoccola di tua mamma.
Adesso vediamo se parte adesso il momento importante. Mancano 30 km e siamo nell'ultima salitina. C'è solo lo stronzo qua davanti. Vabbè, il giapponesino mongolo. Possiamo senza benzina, se così si può dire. E borracce. Abbiamo qualcuno della nostra squadra? Sì, c'è di Genova. C'è il porco di Genova. Gara importante questa. Probabile che sarà un arrivo in... Io potrei, se rimaniamo compatti, potrei partire a un certo punto. Però ho bisogno della borraccia, spero che qualcuno mi porti la borraccia. Se hanno con di Genova, portami sta cazzo di borraccia, con tutto il rispetto. Non posso andare io a prenderla. Spero c'è anche Nibali, fioi. Sì, Nibali starà preparando per le grandi, per la Tirreno, per la Parigi, Nizza, robe così. Però intanto c'è anche Vincenzone, insomma la cosa non mi piace. È arrivata la borraccia, godo. 22 km. Ormai sarà quella certamente arrivo in volata, ma io partirò un po' prima. Ci provo quantomeno. Caduta per Durbano. Siamo un po' più veloci qua, non ci dovrebbero essere scatti teoricamente. E i 10 km. Attenzione. Eccoli qua, 10 km l'arrivo, che forse non è il massimo per noi, ma d'altronde la salita era troppo distante dall'arrivo per tentare qualcos'altro. Però ci siamo con i primi 62. Provo a fare qualcosa di 5 km, ragazzi, vi avverto. Manca poco per l'arrivo a Genova. Il Cume ci prova. Il Cume ci prova, cazzo, il Cume ci prova. Tutti compatti, lo sapevo. Lo sapevo che erano tutti compatti. E mi sono preso 21 secondi, ragazzi. Dai che stiamo andando bene, 38 secondi, 40 secondi, attenzione che Cume. Guardate, siamo a Genova, intanto bellissima. Vai. Non ci voglio credere. Forse li abbiamo beffati. E li abbiamo beffati. Vaffanculo, la vittoria. Sì. Hanno dormito gli altri. Fatta di culo in realtà, ragazzi, ma stiamo zitti. Cioè è andata veramente di culo. Ogni tanto capita. Noi abbiamo tenuto bene anche una caduta abbiamo fatto. Non me l'aspettavo sta vittoria. Non me l'aspettavo proprio. Ogni tanto capita di dormire. Ogni tanto dormono e ciao. Questa è una vittoria veramente pesante, ragazzi. È il primo anno. Obiettivi, ciao. Me lo merito il podio. Me lo merito. Veneziano, cioè... Un minuto gli ho dato. Che scatto alla fine, ragazzi. Che scatto. Squadre, chi se ne frega. Ciao. Mamma, che vittoria. Che vittoria. Il Giro della Toscana è il nostro primo spazio ciclismo. Il primo obiettivo. Prima vittoria in carriera. E me la godo. Ok. Perfetto. Appena passato davanti la strada della tua squadra, le gare di categoria 2 sono disponibili. Grandi. Madonna, che cuba. Ho fatto meglio dell'anno scorso, fio, godo. E adesso cos'è che abbiamo? Proprio un cacchio. Allenamento. Palio. GP Palio del Reciotto. È un po' Reciotto. Vabbè, a me dispiace anche, ma... Ok, poi riposiamoci. Madonna, abbiamo veramente un tour de force, fiori, la stanchezza c'è. La settimana Coppa Bartali è il 3, dobbiamo stare anche attenti perché non possiamo arrivare morti. Cioè, la Coppa Bartali, scusate. Oddio. In realtà abbiamo già quello. Campionato italiano. Basta, ce l'abbiamo in culo allora, ok. Vabbè, programma. Benissimo, benissimo. Adesso abbiamo questo, Under 23. Allora no, facciamo direttamente il Giro della Toscana a memoria d'Alfredo, questo ce lo spariamo. Eccoci qua, ragazzi, siamo appena partiti per il Giro della Toscana a memoria d'Alfredo Martini.
Arrivo non in salita, però le ultime 2 salite sono comunque fastidiose. Speriamo di fare bene, ragazzi. Speriamo di fare bene. Ok. Facciamo un po' così. E dopo magari andiamo nei momenti più salienti su questa. Ho levato la gara Under 23, sinceramente lo fotte sega di quella, volevo essere bello fresco per questa. Siamo belli in forma, ragazzi, quindi le possibilità comunque di far bene che qua ci sono. 4 minuti, va bene. La fuga della mattina non fa mai paura, adesso vedi, tac, vincono. Però queste vittorie che abbiamo fatto anche 2 anni fa su Pro Cycling 15 sono le nostre vittorie. Quando abbiamo la fortuna che il gruppo è compatto, parto prima e loro lì sono rincoglioniti. C'è poco da fare, hanno perso proprio la possibilità, sono rimasti là sulle gambe, c'è poco da fare. Non succede spesso, però quando succede godo. Sì, comunque i grandi stanno preparando per i grandi giri, quindi neanche come si dice, neanche ci provano qua. Ammazza, oh. Vabbè, ci becchiamo per la parte saliente. Raga, sono una pippa obesa, ero convinto di aver premuto il tasto di registrazione, invece ho parlato anche negli ultimi 20 km, ma non si è registrato niente, molto bene. La gara non è andata al top, purtroppo siamo arrivati oltre la 30ª posizione, però abbiamo vinto la gara a Giro d'Appennino, quindi sono contento. Scusate, sono i maneggi del mestiere, vabbè. Il cubo è un po' rincoglionito. Adesso la prossima gara è la Sundvolden GP, che dalla mappa non è una gara dove sono molto favorito, nel senso faccio un po' fatica su questi tipo di percorsi, però ci proviamo. Intanto la prima vittoria c'è stata, eccolo qua, Giro dell'Appennino, primo anno, vittoria con l'amico Tencel Nord, sinceramente, ve lo dico così, non poteva andare. Questi sono, andiamo a vedere l'allenamento, le progressioni, siamo così, e niente, mi dispiace per la cosa, fatalità, per fortuna non c'è solo niente di che, però ripeto, devo mettere un tasto più vicino perché sono rincoglionito. Niente, questo è il problema del cuore. Sotto il commento, Veneziano. Ciao!